Con la presentazione delle liste dei candidati sindaco inizia la corsa al rinnovo di 15 comuni della città metropolitana di Venezia che andranno al voto domenica 26 maggio in concomitanza con le elezioni europee. In totale sono 110.693 gli elettori chiamati alle urne per decidere i sindaci e i nuovi consigli comunali di Annone Veneto, Camponogara, Ceggia, Cintocao Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Noale, Scorzè, Spinea, Stra e Teglio Veneto. Tra i comuni che superando i 15.000 abitanti potrebbero essere richiamati al voto per un eventuale turno di ballottaggio domenica 9 giugno. A Spinea, che con più di 26.800 abitanti è il centro del veneziano più popoloso al voto in questa tornata elettorale, il centro-sinistra schiera Emanuele Di Tadi, attuale vice sindaco, sostenuto da diverse civiche dal Partito Democratico. Il centrodestra risponde con Martina Vesnaver, appoggiata tra gli altri da Fratelli d'Italia e Lega. Candidato per il Movimento 5 Stelle è Lorenzo Agim Denai. Massimo De Pieri è il candidato di un polo civico. A Scorzè, quasi 19.000 abitanti, si presentano la vice sindaco Nais Marcon, sostenuta dal sindaco uscente dalla Lega, il segretario del Circolo del Partito Democratico Dario Zugno per il centro-sinistra ed Emanuela Barbiero, dirigente dell'Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese di Venezia, sostenuta tra gli altri da Forza Italia e Fratelli d'Italia. A Noale, 15.700 abitanti, concorreranno il sindaco uscente Patrizia Andreotti, sostenuta da un polo civico di 3 liste, Fabrizio Stevanato per il centro-sinistra con 2 liste e Michela Barin, sostenuta da una coalizione di centrodestra con 4 liste.